Gelo di primavera, l'ondata di freddo che ha colpito l'Italia ha provocato danni pesanti alle coltivazioni, impianti in azione per proteggere le gemme. Giulia Serenelli. Il primo fiore che fa il frutto più bello si è congelato. Franca accarezza le gemme annerite come a dargli un po' di calore. Controlla ogni fiore, ogni ramo del suo frutteto nel veronese. Fiori che tra poco sarebbero diventati frutti. Mele, pesche, kiwi, ma i germogli sono stati distrutti dal gelo della notte. Non si pensava di arrivare a delle temperature sotto lo zero così importanti e soprattutto per tante ore. 7 gradi sotto zero, temperature troppo basse anche per gli ortaggi. Non si sono salvati nemmeno i vigneti. Coldiretti stima che si è perso il 50% della produzione di frutta in tutta Italia, nonostante si cerchi di correre ai ripari. Sui meleti della Valtellina viene vaporizzata l'acqua, un bozzolo di ghiaccio che custodisce il fiore. Questa sarà un'altra lunga notte per me e per molti agricoltori. Per proteggere i suoi albicocchi Daniele ha acceso roghi, lo hanno fatto in tanti tra i ciliegi del Piacentino e le vigne di Montalcino. Roberto invece nei suoi campi, nel Ravennate, ha azionato queste ventole per scaldare l'aria, ma non è bastato. Per difenderci dal gelo le proviamo veramente tutte, ma questi ventoloni, se la temperatura scende abbondantemente sotto lo zero, perdono la loro efficacia. Sotto un cielo oggi limpido osserva le foglioline avvizzite dal gelo. Da queste gemme ormai non nasceranno più frutti.